Amici del calcio dilettantistico, ben ritrovati a questo secondo appuntamento con Penalty, un appuntamento che riguarda soprattutto quelle che sono le situazioni che vive il calcio dilettantistico, chiaramente nella sua domenica, in modo particolare con i risultati, le classifiche e anche chiaramente gli ospiti. Un appuntamento che a partire da questa settimana parte alle 19:15, non più alle 19:30, quindi andremo in onda ogni domenica dalle 19:15 sino alle 20:30, poi in replica alle 23:15 ed in replica anche domani mattina intorno alle ore 10. L'appuntamento con il calcio dilettantistico siciliano ed in modo particolare con il calcio catanese lo inauguriamo subito con la presentazione di una parte della nostra redazione. Qui la splendida Manuela Cunsolo, una delle nostre penaltine, come le abbiamo soprannominato noi di Penalty, perché sono tre le ragazze che si alternano al microfono per raccontare chiaramente la domenica sportiva dilettantistica siciliana ed in modo particolare quella catanese. La prima è Manuela, poi abbiamo oggi una sostituzione per quanto riguarda la postazione internet, non c'è Gianluca che salutiamo, abbiamo invece Dario Giuffrida. Tutto a posto? Tutto a posto. Siamo pronti? Pronti a partire. Benissimo. E poi subito qui ospite per poi parlare subito del campionato interregionale, del campionato di eccellenza, il nostro carissimo Alessio. Buonasera a tutti, buona domenica. Tutto a posto? Tutto a posto. Ok, perfetto. Allora possiamo iniziare e iniziamo chiaramente leggendo subito i risultati del campionato di interregionale, un campionato molto importante, dico bene, perché ci sono molte siciliane che insomma lottano al vertice. Sì, c'è l'Adrano che purtroppo oggi ha pareggiato ed è stata fermata in casa dalla Sambiase, ma comunque mantiene sempre la testa della classifica con 21 punti. Benissimo, allora hai dato qualche già anticipazione ed è giusto, però abbiamo la nostra qui splendida Manuela perché ci legge i risultati del campionato interregionale del girone I. A te Manuela. Ad Adrano Sambiase 0-0. A Campagna, Battipagliese Acireale, sospesa per motivi di ordine pubblico al 33esimo. Cittanova Interpiana, Noto 0-2. A Licata Interreggio 3-2. A Messina Sport Club Marsala 1-3. A Caltanissetta, Nissa Valle Greganica 1-0. A Cosenza, Nuova Cosenza Palazzolo 1-1. A Nola, Nuvla San Felice Acri 1-0. Sant'Antonio Abate Serre Alburni 1-1. Questo per quanto riguarda il quadro dei risultati. Adesso diamo lettura della classifica dove appunto l'Adrano continua a rimanere in vetta. A te. Infatti prima classificata Adrano con 21 punti, segue Acri 19, Palazzolo e Battipagliese 17, Interreggio 16, Nuova Cosenza e Sport Club Marsala 15, Messina e Cittanova Interpiana 14, Licata 12, Sant'Antonio Abate e Valle Greganica 11, Noto 11, Serre Alburni ed Acireale 10, Nuvla San Felice Sambiase 8, Nissa 7. Nissa che chiude quindi la classifica, però da sottolineare che cosa anche? Che il Messina ha un punto di penalizzazione e Battipagliese ed Acireale una partita in meno. Perfetto, grazie Manuela che tra poco ci leggerà anche i risultati e le classifiche del campionato di eccellenza, girone A, girone B, ma una battuta subito con Alessio per quanto riguarda questo campionato interregionale. Quindi l'Adrano continua ancora in vetta, sì. L'Acri perde, per cui insomma la possibilità di distaccarsi. Che non ha sfruttato il pareggio interno dell'Adrano. Però una nota vorrei farla proprio sul Messina, perché nonostante i soldi spesi è una formazione che ancora si trova a metà classifica. Non riesce ad emergere. Esatto. Diciamo che nel Messina ci sono giocatori come Corona e Coppola che hanno fatto la Serie A, ti ricordi? A grandi livelli. Esattamente, il Coppola con il Messina e Corona con il Catania. Infatti. Non riesce ancora ad emergere. Diamo tempo ancora il campionato è lungo, è molto lungo il campionato
campionato interregionale, quindi c'è ancora tempo comunque. Poi Ettore, vorrei fare anche una nota sulla partita Battipagliese-Cireale. È stata sospesa al 33esimo per degli scontri fra i tifosi della Battipagliese e Spero della nulla di Cireale. grave però. No, però comunque sono cose che oggi nel 2012 non dovrebbero succedere. Sono perfettamente d'accordo, mi piace questa tua nota. Rimani lì perché tra poco ci racconterai invece il campionato di eccellenza, mentre invece Manuela ci legge subito i risultati del girone A del campionato di eccellenza. Un campionato assolutamente apertissimo sia per quanto riguarda il girone A che per il girone B. A te Manuela. Ad Agrigento, Agragas Alcamo 1-3. A Campofranco... Perdonami, stiamo vedendo il girone B, se riusciamo a mandare in onda invece il girone A, ecco perfetto, il girone A in modo che così abbiamo il quadro anche visivo. A te Manuela. Ok. Ad Agrigento, Agragas Alcamo 1-3. A Campofranco, Atletico Campofranco, Terrazzini 7-2. A Castellammare del Golfo, Castellammare Parmoval 2-1. A Castelvetrano, Folgore Ribera 0-2. A Palermo, Palermitana Mazzara 2-4. A Custonaci, Riviera Marmi, Camarat 0-0. A San Giovanni Gemini, Monreale 2-0. A Valderice, San Cadaldese 3-0. Perfetto, questo per quanto riguarda il girone E. Diamo subito lettura anche della classifica e poi insieme ad Alessio faremo un breve commento sul girone di questo campionato di eccellenza. Agragas, Città dei Templi e Ribera 20. Mazzara 19. Camarat ed Alcamo 18. San Cadaldese ed Atletico Campofranco 15. Valderice 13. Parmoval, Castellammare Calcio 94 e San Giovanni Gemini 10. Riviera Marmi, Custonaci e Folgore Selinunte 9. Audace, Città di Monreale 8. Palermitana, Città di Terrasini 3. Insomma, un girone A abbastanza strano, vediamo che l'Agragas perdendo oggi insomma, ha rallentato un po' la sua corsa. Alessio. È molto equilibrato, soprattutto in vetta. Infatti l'Agragas perdendo oggi in casa con l'Alcamo, come possiamo vedere dalla classifica, è uno scontro diretto perché l'Alcamo occupava la terza posizione e si è fatto agganciare appunto dal Ribera. Quindi insomma, un torneo molto equilibrato. Molto equilibrato, sì. Con questo Ribera che potrebbe essere la mina vagante del girone. La sorpresa del girone, sì. Perfetto. Adesso invece il girone B del campionato di eccellenza, come al solito Manuela a leggerci i risultati e poi a seguire chiaramente la classifica. A te Manuela. Ad Acicatena Comiso 3-0. A Caltagirone, Aquila Caltagirone Ragusa 1-4. A Messina, Città di Messina Trecastagni 3-0. A Vittoria, Città di Vittoria Due Torri 2-1. A Lentini, Leonzio, Atletico Catania 0-0. A Mister Bianco Taormina 1-0. A Modica Reale Avola 0-1. A Capodorlando, Orlandina Enna 3-0. Insomma, come possiamo ben vedere, il girone sembra quasi delineato. Abbiamo questo duo di vetta che continua a fare risultati, la classifica e poi ne parliamo subito con Alessio. A pari merito al primo posto abbiamo Città di Messina e Ragusa con 27 punti. Segue Città di Vittoria 22, Real Avola 17, Due Torri ed Acicatena 16, Mister Bianco con 14, Aquila Caltagirone 11, Comiso 10, Taormina ed Orlandina 9, Atletico Catania 8, Trecastagni 5, Leonzio 3, Modica ed Enna 2. Sottolineiamo anche che c'è anche qualche punto di penalizzazione in classifica. Sì, Leonzio 2 punti di penalizzazione e 6 punti di penalizzazione per Enna. Perfetto, grazie Manuela. Alessio, insomma, questo duo di testa continua a segnare il passo, sembra che le inseguitrici non riescano a trovare spunti per cercare di fermarli. Esatto, diciamo che io aggiungerei anche il Vittoria perché è una squadra ben attrezzata, però
secondo me tra Ragusa e Messina vedo meglio il Ragusa, Ettore. Più attrezzato anche. Esattamente, ho avuto modo di vedere la gara contro l'Atletico Catania ed è sembrata più squadra. Hanno un grande allenatore che è Pino Rigoli. Certo, di grande esperienza Ha e dato anche di anche- successo, tra l'altro. Ha vinto Esatto. parecchi campionati, poi nel Ragusano è molto conosciuto, ha portato in alto il Modica, dico Infatti, bene, no? sì. Mentre invece oggi l'Atletico Catania un pareggio direi anche soddisfacente? Sì, è stato soddisfacente, però per come si era messa la gara forse la formazione allenata da Antonio Richichi avrebbe meritato qualcosa in più. Infatti nella ripresa praticamente non ha rischiato nulla, ha colpito addirittura anche un palo con il giovane Mirabella che diciamo che è un valido 92 dalle grandi prospettive. Con un tiro da fuori ha infatti colpito il palo interno e la palla è uscita di poco fuori. Cioè, anche la sfortuna stessa non sta aiutando la formazione atletista, infatti dopo tutte queste settimane di problemi societari, Speriamo che insomma se si mette riusciamo anche ad la avere un po' più sfortuna. di serenità, forse i punteggi arrivano, no? Esatto. I risultati arrivano. Sicuramente, perché come dice sempre il mister Richichi, la partita la fa la settimana dell'allenamento. Cioè la serenità della La settimana. la serenità. Mentre invece l'altra squadra del Catanese, il Trecastagni, insomma una bella sconfitta a Messina. Sì, ha perso anche il Trecastagni, però nelle zone basse diciamo che tutte le squadre sono attrezzate bene o male con tanti giovani, quindi è un campionato di eccellenza molto scadente. Molto scadente. Sì. Anche se però insomma i battistrada sono due squadre importanti. Sicuramente le tre squadre più attrezzate Certo, sono tu Ragusa, hai detto Messina e bene, Vittoria. continua a inserire il Vittoria e sono pienamente d'accordo perché il Vittoria insieme a Ragusa e al Messina sono sicuramente le squadre da battere. Peraltro nella prossima giornata ci sarà uno scontro diretto che è Ragusa-Vittoria. Ah bene, quindi insomma un big conosceremo match. anche la forza del Vittoria in maniera più Esattamente. forte con questo scontro al vertice. Grazie ad Alessio che però più tardi ritroveremo per il campionato di promozione. Congediamo invece la nostra splendida penaltina Manuela. Noi ci fermiamo per la pubblicità perché tra poco parleremo di calcio a 5 con il presidente dell'Atletico Mascolucia di calcio a 5 Nicola Caruso che verrà ospite qui all'interno di Penalty insieme al mister Uberto Previti che ieri tra l'altro insomma ha battuto la prima in classifica nel girone di competenza nel campionato di Serie C2. Eccoci rientrati in studio per il secondo frammento di Penalty. Voglio ancora una volta ricordare a tutti i fedelissimi di questa sportiva trasmissione che riguarda il calcio dilettantistico che da questa settimana la nostra trasmissione non parte più alle 19:30 ma parte alle 19:15. Quindi mi raccomando segnate bene amici sportivi catanesi e non solo, l'appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, è in onda ogni domenica a partire dalle 19:15 sino alle ore 20:30. Cambio di guardia, è andata via Manuela ed è spuntata come per incanto la nostra seconda valletta, insomma chiamiamola valletta, ma secondo me è anche riduttivo, la nostra Lorena. Buonasera a tutti. Ciao Lorena, tra poco ci leggerà i risultati del campionato di promozione, però vado subito a presentare i nostri due ospiti, il presidente dell'Atletico Mascolucia di calcio a 5 che milita nel campionato di Serie C2, Nicola Caruso, buonasera presidente, Buonasera. e Uberto Previti, il mister di questa squadra che sabato ha battuto la prima in classifica. Uberto, subito una battuta, è stata una bella partita perché insomma battere la prima in classifica e quindi trovarsi poi quasi a ridosso anche della zona di testa è molto positivo. Sì, devo dire che l'avversario era un ottimo avversario, ci ha messo in difficoltà sin dalle prime battute, però devo dire che la squadra finalmente ha reagito come io, tu mi conosci bene, quindi ho preteso alcune cose che devo dire i ragazzi hanno messo in pratica nel migliore dei modi. Tra l'altro voglio anche presentare Uberto in una maniera più dettagliata perché è un nome importante nel panorama del calcio a 5, ha insomma disputato campionati e categorie importanti con grandissime soddisfazioni. Adesso ritrovarsi in Serie C2 non è fare un passo indietro, ma soprattutto sposare secondo me un progetto. Esattamente, 2 anni fa il Presidente mi ha voluto coinvolgere in questo progetto che è molto ambizioso.
perché a questo punto credo che sia fondamentale lavorare sui giovani. Assolutamente. Questo è un problema che riguarda, penso, anche il calcio 11. Anche se i problemi ci sono, come tu ben sai. Sì, non è difficile, però bisogna partire perché questo è il futuro, se no si va incontro a delle situazioni che poi non portano a nulla di buono. Fare un campionato di calcio a 5, un campionato di Serie C2, perché ho visto che nel vostro girone insomma ci sono anche delle trasferte, Santa Croce Camerina, Siracusa e tante altre piazze importanti, insomma è anche comunque un notevole costo. Mantenere una squadra di Serie C2 i costi di gestione è considerevole. sono importanti. Avete comunque degli sponsor, perché il calcio 5 sta diventando sempre comunque di più importante nel panorama sportivo. È così, è così. E noi, così come il calcio, diciamo, tra virgolette maggiore, il calcio 11 a Treno, anche noi ci forniamo della collaborazione di alcuni sponsor. Avete sposato Mascalucia, anche perché come diceva il mister, avete un progetto importante. Ne vogliamo parlare? L'Atletico Mascalucia ha iniziato nel 2000 la sua attività, siamo al 12° anno e si fregia. Nel frattempo stiamo vedendo alcune immagini della partita vittoriosa di ieri, sì, che porta bene, sperando che poi domenica prossima, o meglio sabato prossimo, l'incontro che andate a disputare big match sia di buon ad auspicio. Augusta con l'attuale prima in classifica. Allora Presidente diceva quindi stavo questo dicendo progetto... che nei progetti di tutte le società è importante il treno che hanno le istituzioni insieme. Assolutamente. E siccome il sindaco Maugeri è stato sempre vicino a questo tipo di discorso da quando si è insediato. Poi disponete anche di un palazzetto. Noi disponiamo di un palazzetto grazie appunto al comune che ce lo fornisce da sempre, perché questa è una motivazione importante, perché il calcio al 5 o futsal concepisce nelle serie superiori solo le strutture di palazzetto. Quindi per cui noi abbiamo fatto questa scelta definitiva con Mascalucia, non cambiando più né denominazione né paese come succede Tra l'altro spesso. il Mascalucia da un paio di settimane, mesi, inaugurato questa nuova struttura, il vecchio campo. Sì, il vecchio campo che è adiacente al palazzetto. Che finalmente insomma ha un Mascalucia è sempre stata una piazza importante nel calcio catanese, nell'Interland. La tradizione del calcio 5 sta crescendo comunque. Sta crescendo. E appunto grazie alle istituzioni con le quali insomma sia col sindaco che con l'assessore mi sono visto durante la settimana, abbiamo deciso di iniziare un progetto per la stagione Ventura. Noi già insieme alla società abbiamo la squadra juniores e le giovanili da 2 anni. E abbiamo deciso appunto di provare a fare una scuola di calcio a 5. Che è una cosa che nessuno fa, diciamolo pure. Diciamo che ci sono i primi tentativi da quest'anno, ci sono stati i primi tentativi, ora non so i risultati negli altri posti, però noi ci proponiamo solo ed esclusivamente in questo modo. Ma il bacino di utenza è notevole, è considerevole, questo forse lo saprà anche il mister che insomma è più vicino alla realtà di Mascalucia. Il problema, scusate, purtroppo è che il calcio a 11 rispetto al calcio a 5 è molto più seguito, anche il genitore, quello in qualche modo spinge il bambino a iscriversi nel calcio a 11, anche se, e questo voglio un attimo cedere la parola al Presidente, dobbiamo seguire quello che Nicola, io praticamente tu hai avuto un incontro importante di cui... più incontri in sede regionale con il Presidente federale Tonelli e tutto lo staff, insomma. In uno di questi incontri c'erano anche i giocatori di calcio 5 brasiliani che come sappiamo è la scuola, così come nel calcio 11, lì ancora in modo più forte, o la scuola più importante. Più volte è stato ribadito questo concetto che probabilmente al nord già viene attuato, del calcio a 5 e della scuola del calcio a 5. E poi io ho tratto le conclusioni mie personali, perché il discorso definitivo poi a Ceriale tempo fa del Presidente è stato quello di spiegare tramite questi giocatori brasiliani che giocano con le nazionali, attenzione, giocatori di primissima fascia, che in Brasile i giovani dai 5 ai 12 anni non conoscono il calcio a 11. Per loro è obbligatorio il passaggio dal calcio a 5. Parliamo però di una realtà anche più grande, no? Più cioè grande, il Brasile ha una tradizione e anche una popolazione c'è maggiore. Una popolazione maggiore. Però se i giovani vanno dai 5 ai 12 anni a fare calcio a 5, imparano a vedere cos'è la palla, proprio la palla. Cioè, ricordiamoci tutti fondamentali, sempre che Robinho, Ronaldinho, Thiago Silva provengono da... Poi dopo i 12 anni
decidono, calcio a 11 o calcio a 5. Questa è la dimostrazione che è quasi una scommessa, no? Anche per voi, noi questa sì, scuola per noi calcio sì, in un per noi territorio sì. come Mascalucia, quindi in un interland importante della nostra città, mettersi in gioco e quindi magari sperare di riuscire a trovare anche adesione, no? Adesione. La cosa importante e determinante, come diceva lei all'inizio, è che noi interagiamo al palazzetto, e il palazzetto è una struttura chiusa, e lei ben sa che... Le location sono fondamentali. Fondamentali. Parliamoci pure, Fondamentale. perché secondo me se non esistono location non si ha No, la non possibilità possiamo poi di mettere in pratica lo studio e il lavoro Però anche dei noi tecnici. questo progetto lo porteremo avanti assolutamente solo in queste condizioni, di calcio a 5 e basta. Poi dopo il resto E infatti, vedremo. parliamo di calcio a 5, ma parliamo soprattutto di questo campionato. La vostra è stata una partenza un po' altalenante, però adesso forse probabilmente avete trovato il bandolo della matassa, Uberto. Per noi è un campionato nuovo, nel senso che l'anno scorso eravamo inseriti in un altro girone, il girone delle catanesi e messinesi. Quest'anno siamo stati inseriti invece nel girone D, che comprende Siracusa. Quindi devo dire, dalle prime battute posso dire che è un campionato un po' più complicato, anche dal punto di vista tattico e tecnico. Abbiamo avuto un inizio, come dicevi tu, un po' stentato, però fuori casa, perché in casa bene o male abbiamo fatto tutte vittorie. Probabilmente dovuto anche a fattori di infortuni e qualche squalifica che ci ha un po' penalizzato. Ora, ripeto, credo che sia importante la vittoria di sabato scorso Certo. e la partita di sabato prossimo, che Andrete andremo a giocare fare con visita alla squadra dell'Arbor Augusta. Sporting Augusta, che sappiamo tutti ha una tradizione dal punto di vista calcettistico importante, leggendaria, almeno per quanto riguarda Assolutamente la Sicilia. E sarà una partita che probabilmente dovrete affrontare con una buona fetta di determinazione. Sì, assolutamente, perché tra le altre cose abbiamo una differenza di 5 punti, quindi è chiaro che si andrà lì per cercare di, come sempre il resto, Accorciare un attimo le distanze, se vogliamo veramente ambire a vincere questo Adesso campionato. una domanda per entrambi e chiudiamo il vostro intervento, ma del calcio a 5 se ne parla poco, diciamolo pure, se ne parla soprattutto tra gli addetti ai lavori, però non c'è questa grande divulgazione né televisiva né radiofonica. Sappiate che Penalty vi vuole aiutare e quindi porte aperte a Penalty per quanto riguarda il calcio a 5, perché io credo che comunque sia una bella realtà che vada valorizzata. Dico bene? Allora è importante questo per far capire alla gente anche che il progetto vostro di una scuola calcio, di calcio a 5, è sicuramente una cosa diversa rispetto al calcio a 11 che può dare anche altre soddisfazioni. Assolutamente. Sicuramente. Dico bene? E noi ti ringraziamo per Ci averci ospitato. mancherebbe. Io vi auguro un in bocca al lupo per la partita di sabato prossimo. Giocherete ad Augusta, al al Palaioni, Palaioni, sede storico sede del calcetto di Augusta. E quindi un in bocca al lupo per la partita di sabato prossimo e soprattutto forza e determinazione per questo progetto della scuola calcio. Grazie. Noi ci vedremo presto però, perché promesso vi vogliamo di nuovo qui a visto che è andata bene, eravamo invitati la settimana, abbiamo battuto la prima in classifica, speriamo di ripetere allora, questo incontro. Se eventualmente i risultati arrivano come penso che arriveranno, ospiti qui all'interno di Penalty, perché noi vogliamo assolutamente far sì che questo calcio a 5 non sia soltanto quello targato a Augusta, ma anche quello di catanese. Qualche altra realtà magari catanese. Grazie e buon lavoro per il vostro progetto. Rieccoci di nuovo in studio, ennesimo spazio dedicato come al solito al calcio dilettantistico siciliano ed in modo particolare catanese. Con Lorena tra poco conosceremo i risultati e le classifiche del campionato di promozione con il girone C ed il girone D. È ritornato di nuovo qui il nostro commentatore ufficiale per quanto riguarda questa categoria, ovvero Alessio. Sì. Tutto a posto Alessio? Sempre ottimamente. Finalmente sei più tranquillo, ti sei sciolto, no? Sì, Dopo le prime puntate, esatto. Adesso pian pianino vedrai che andrà un po' meglio. Dario invece sembra relegato da questa parte, però lui ha un ruolo, stai seguendo tutta la situazione internet. Sto seguendo la situazione internet, sto seguendo anche quella che sarà poi l'aggiornamento successivo in coda di puntata per la seconda categoria, tutti i risvolti. Perché tra l'altro per quanto riguarda per esempio la prima categoria so che doveva arrivare in
tra non molto Sì, tra anche un poco avremo gli risultato. aggiornamenti. Benissimo, nel frattempo se ci sono degli aggiornamenti Non mancherò. sui risultati eventualmente puoi comunicarcelo. Allora Lorena, il campionato di promozione, girone C, quello che ci riguarda un po' più da vicino perché insomma parliamo soprattutto di molte squadre catanesi e della provincia. A te Lorena. Ad Aci Sant'Antonio batte il San Gregorio per 1-0, a Belpasso Pistunina 1-1, a Mili Marina Garden Messina Battiati 1-0, a Gravina Piero Mancuso 2-0, a Santa Venerina Scommettendo 0-1, a Viagrande Sporting Viagrande Fiume Freddese 0-0, a Santa Teresa Riva Sporting Insieme Aci San Filippo 0-5, a Villafranca Spar 0-1. Risultati completi di questo girone, adesso chiaramente a seguire la classifica del girone C di promozione. Prima in classifica Aci Sant'Antonio con 18 punti, Spar 17, Battiati, Sporting Viagrande e Villafranca 15 punti, Fiume Freddese 14 punti, San Gregorio 13, Gravina, Pistunina, Belpasso e Garden Messina con 12 punti, Aci San Filippo 11, Scommettendo 10, Sporting Insieme 9, Piero Mancuso 8 punti e ultimo in classifica il Santa Venerina con 5 punti. Oh, un girone abbastanza ingarbugliato, anche se Sempre devo più dire che l'Aci ingarbugliato. Sant'Antonio sembrerebbe quella che in questo momento ha la marcia in più. Diciamo di sì, l'Aci Sant'Antonio pur non avendo un motore di gioco che sia proprio eccezionale, è guidata da un attaccante di esperienza che è Alessio Ventura. Ricorderemo che l'anno scorso è stato capocannoniere del girone C di promozione con l'Atletico Catania. È vero? Niente, il Battiati ha perso la vetta proprio a discapito dell'Aci Sant'Antonio Ambrosiana, mentre da segnalare è la vittoria della Sparcalcio a Villafranca, un terreno piuttosto difficile, anche perché il Villafranca è una squadra attrezzata per il salto di categoria, come da qualche anno a questa parte abbiamo visto. E vincere in un campo come quello di Villafranca non è cosa Certo, da poco. assolutamente, è un campo sempre molto difficile, però io mi sorge sempre spontanea una domanda sulla Spar. Campionati sempre come al solito di grande livello, con squadre super attrezzate, con società sicuramente all'avanguardia, però poi dopo stranamente rinunciano ai campionati successivi, se vincono e vanno in categorie superiori spesso e volentieri rinunciano a partecipare. Vendono il titolo, praticamente sì. Non si riesce a capire questa cosa. La Spar è sempre stata un'incognita di questi campionati. Ricordo che recentemente ha vinto il campionato di promozione, è andata in eccellenza e poi ha venduto il titolo. È comunque una squadra aziendale, infatti diciamo che loro prendono come giocatori i loro dipendenti della catena Spar, Sì. E poi li mettono in campo e vediamo che giocano anche bene. D'altra parte sono anche giocatori importanti, Sì, comunque, c'è cioè di Ardizzone, esperienza, sono dei nomi che per la categoria Esatto. sono Sono sicuramente lusso. molto interessanti. Allora Alessio rimane qui perché tra poco parleremo chiaramente anche dell'altro girone e subito Lorena che ci dà i risultati e la classifica chiaramente del girone D. A Nissoria a Scicli 0-1, a Rosolini, città di Rosolini batte il Nicosia per 1-0, a Scordia Ispica 3-2, a Ragusa, Orsa Ragusa, Atletico Gela 0-4, a Solarino, Priolo Leonfortese 0-0, a Niscemi, Real Niscemi Paternò 2-0, a Calascibetta, San Sebastiano Enzo Grasso 1-1 e a Santa Croce Troina 1-1. Oh, anche questo devo dire che è un girone abbastanza ricco di sorprese. Diamo subito lettura della classifica e poi lo commentiamo insieme ad Alessio. Prima in classifica Leonfortese 23 punti, Scordia 20, Atletico Gela 19 punti, Nicosia e Real Niscemi 15 punti, Virtus Ispica 14, Priolo e Città di Rosolini 13 punti, Scicli, San Sebastiano e Troina 10, Enzo Grasso 9, Paternò e Santa Croce 8 punti, Orsa Ragusa 6 punti, ultima in classifica con 4 punti a gira. Leonfortese che insomma sembra che ha avuto un piccolo stop, ma Sì. continua a rimanere però in testa con lo Scordia che incalza. Sì, ha pareggiato 0-0 con il Priolo. Diciamo che la Leonfortese è forse la squadra meglio attrezzata di questo girone in quanto composta da giocatori ex Adrano.
Un buon gruppo che sicuramente lotterà fino alla fine. I 23 punti in classifica è il Parlano primo chiaro. esattamente. Però in questo girone esistono due realtà che un po' spiazzano la nostra classifica, la classifica di questo girone, e sono il Paternò e il Santa Croce, che sono due squadre, soprattutto il Paternò, blasonate, che insomma hanno qualche difficoltà in questa stagione. Esatto, infatti il Paternò diciamo che sta deludendo le attese. Giocatori come Miceli, come Montalto, ricordiamo Montalto è stato... Parliamo di Cosimo Montalto. Cosimo Montalto, esatto, forse è stato anche un tuo giocatore Sì, con sì, l'Atletico. Infatti, conosco bene Cosimo, che tra l'altro dovrebbe essere ospite la prossima settimana. Perfetto. Quindi do un'anticipazione. Ed è stato autore di 200 gol fino all'anno scorso in È eccellenza. un uomo gol per quanto riguarda il campionato di Esatto, un eccellenza. uomo da area di rigore. È vero. Con questi giocatori, con tutta questa squadra, con a capo l'allenatore Pino Zingherino, non si riesce a capire perché il Paternò occupi ancora la terzultima posizione con 8 punti, molto attardata. Se vuole vincere il campionato ormai penso che sia abbastanza tardi. Anche perché insomma la prima in classifica attualmente sembra veramente una squadra quasi di categoria superiore. Esatto, perché la Leonfortese infatti sembra avere quel passo in più rispetto alle altre. Ovviamente però non è da escludere neppure lo Scordia perché segue a 3 punti. Sempre poi c'è il solito dilemma del calcio dilettantistico, che come tu ben sai a dicembre molte squadre cambiano e quindi possono anche cambiare molti equilibri. Possono cambiare i valori, esatto. E quindi non è escluso che molte squadre che attualmente siano tardate possono poi pian pianino recuperare. Infatti può essere. Benissimo, Non è allora, da nella escludere. speranza che soprattutto le squadre catanesi riescono a recuperare, noi ringraziamo Alessio, come al Grazie a solito te. in redazione con il suo lavoro straordinario per quanto riguarda il campionato di promozione. Noi ci fermiamo, adesso c'è la pubblicità, la nostra Lorena rimane perché tra poco racconteremo anche chiaramente i risultati delle classifiche per quanto riguarda la prima categoria, ma ci fermiamo per la pubblicità perché tra poco, tra l'altro, dopo la pubblicità avremo la nostra rubrica quindicinale dedicata questa volta, questa settimana, in questo secondo appuntamento, ai campioni di penalty. Tra poco racconteremo Roberto Baggio. Tra poco. L'appuntamento di penalty ogni domenica a partire dalle 19.15 sino alle 20.30, appuntamento in replica anche alle 23.15 e poi domani mattina intorno alle 10. Raccontiamo il calcio dilettantistico siciliano in una domenica dedicata interamente ai campionati che vanno dall'interregionale sino alla seconda categoria. Tra poco i risultati della prima categoria, però adesso è il momento della rubrica quindicinale, quella di questa settimana è curata come al solito da Gianluca Barbagallo ed è dedicata interamente ai campioni di penalty, e questo primo appuntamento è dedicato sicuramente a uno degli sportivi più importanti del calcio mondiale. Parliamo di Roberto Baggio. Tra poco, anzi proprio in questo istante, sta per partire i campioni di penalty Roberto Baggio, una produzione Play Village curata e realizzata da Gianluca Barbagallo. Di non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Roberto Baggio da Coldogno è il grande artista che il calcio italiano si è regalato negli ultimi 30 anni. Pur non avendo mai vinto la classifica dei marcatori, è il sesto realizzatore di sempre del campionato di Serie A, con 205 gol. Un patrimonio nazionale, il Raffaello del pallone, come lo chiamò l'avvocato Agnelli. Con 318 gol segnati in totale tra club e nazionale, è in assoluto il terzo marcatore di sempre in Italia, dietro solo a Piola e Meazza. Velocità, fiuto per gli spazi liberi, precisione sono le sue armi letali. È l'unico calciatore italiano ad aver segnato in 3 diverse edizioni dei campionati del mondo, 1990, 94 e 98. È stato vice campione del mondo nel 94 e ha raggiunto il terzo posto ai mondiali del 1990. Per lui il gol resta ricerca dell'originalità,
fuga dalla banalità. Gol che a riguardarli stupiscono. Baggio legge prima degli altri le situazioni e trova il modo più veloce possibile per farle diventare pericolose. Inizia la sua carriera giovanissimo al Vicenza in Serie C. Si presenta in Serie A con un gol al Napoli epocale, saltando la difesa avversaria e depositando la palla nella rete. Tutta Firenze impazzisce per lui, lo coccola, lo adora e ne rimane tradita quando viene sancito il trasferimento alla squadra più odiata. Dopo i mondiali italiani iniziò la sua storia con la Juventus che durerà 5 anni, 78 i gol segnati nel campionato italiano con la maglia bianconera. Furono gli anni della consacrazione a livello mondiale che lo videro vincitore con i colori bianconeri di uno scudetto, una Coppa Italia ed una Coppa UEFA, oltre al pallone d'oro. Ma già spuntava l'ombra di quello che sarebbe stato, così come in nazionale, l'amico nemico Del Piero. Lippi e la società bianconera optano per la gioventù e cedono Baggio al Milan di Capello. Lì vinse subito uno scudetto, tuttavia le discussioni sul suo vero ruolo si sprecarono. Si trasferì in Emilia. Quella nel Bologna sarà la stagione del record di marcature per Baggio, con ben 22 gol segnati in 30 partite, tanto da meritarsi la fiducia del nuovo CT della nazionale Cesare Maldini e la convocazione per i mondiali del 1998. Ma di nuovo si ripropone il dualismo con Del Piero. L'Inter lo chiama e il fascino della grande squadra lo attrae. Giocherà 2 stagioni controverse al termine della seconda in piena rotta col solito Lippi e deluso dalla mancata convocazione agli europei del 2000, decide di ritornare in una squadra provinciale, trasferendosi al Brescia sotto la guida di Carlo Mazzone, di cui diviene il capitano. Rifiutando le offerte di Arsenal e Real Madrid, ma l'intenzione di restare in Italia ha una motivazione ben specifica: partecipare ai mondiali del 2002. Smentisce ancora una volta coloro che lo davano per finito, ma proprio nella stagione che conduce al mondiale nippo-coreano, patria del buddismo di cui lui è adepto, avviene un grave infortunio: rottura del legamento crociato anteriore e lesione del menisco interno del ginocchio sinistro. Viene operato in Francia e con una grandissima determinazione riesce a rientrare in campo a 76 giorni dal grave infortunio. Ma tutto questo non basta per convincere il commissario tecnico della nazionale Giovanni Trapattoni a convocarlo. In Giappone andrà solo Del Piero. Quella delusione gli toglie qualsiasi stimolo. Lo porterà al ritiro nel giro di 2 stagioni. Disputa l'ultima partita della sua lunga carriera a San Siro il 16 maggio 2004 in un Milan-Brescia. Alla sua uscita, tutto lo stadio, la scala del calcio, si alza in piedi per tributargli un lungo applauso. Nella sua vita c'è però una grande macchia: l'errore dal dischetto nella finale mondiale di Pasadena contro il Brasile. Per uno come lui, che di rigori ne ha segnati tanti, è il paradosso più grande, il paradosso di sbagliare proprio quello più importante, quello della finale di un mondiale che lo aveva visto protagonista, trascinando la nazionale italiana al cospetto del Brasile per contendersi il titolo sognato da una vita, sognato sin da bambino. La rubrica quindicinale dedicata ai campioni di penalty. In questa puntata, la puntata è stata dedicata interamente a Roberto Baggio. La settimana prossima invece ritorneremo a raccontare con Sport Story i momenti più belli del calcio mondiale. La scorsa settimana abbiamo visto la bellissima Italia-Francia dei mondiali del 2006 e probabilmente non è escluso che ci possa essere ancora una partita storica di quel mondiale meraviglioso. Non anticipo niente, dico soltanto che sicuramente sarà una puntata dedicata appunto al Mondiale 2006. Lorena, eccola qui, pronta, perché tra poco ci racconterai i risultati e la classifica di prima categoria. Ci ha raggiunto invece il nostro Luca, che è invece proprio legato alla prima categoria. Buonasera a tutti. Buonasera Luca, e sono già pronti qui per essere intervistati
i componenti di una squadra di Catania che insomma fino adesso comportata molto bene. Parliamo del San Giorgio, abbiamo il giocatore Crimi e il vice allenatore Giovanni Cantone. Matteo Crimi, dico bene? Perfetto. Allora, vediamo un po' i risultati e poi parliamo del San Giorgio. Oggi non è andata bene. Non è andata molto sfortunato. sì, è stato molto sfortunato, si dice sempre così, vabbè, però ci può anche stare. Vediamo un po' i risultati, sentiamo un po' i risultati e così poi li commentiamo insieme. I risultati del girone è: a Pedara, Atletico Pedara batte il Ciclope Bronte per 3-1. A Maletto, Città di Maletto Dacca 2-3. A Furcisicolo, Furci Cometa Biancavilla 0-0. A Giardini Naxos Santa Teresa 1-2. A Paternò Inessa Gaggi 1-3. A Randazzo Real Beppassese 0-1. A Taormina, Sporting Taormina batte il Lineri Mister Bianco per 5-0. questi i risultati della giornata, con chiaramente adesso la classifica sempre del girone E. Lorena. Prima in classifica Santa Teresa con 14 punti, Randazzo e Sporting Taormina 13, Furci, Cometa Biancavilla e Real Belpassese 12 punti, Gaggi 11, Atletico Pedara 10 punti, Ciclope Bronte, Dacca e Lineri Mister Bianco 8 punti, Città di Maletto e Inessa 5 punti, ultima in classifica Giardini Naxos con 1 punto. Luca, che è successo? A questo punto il Randazzo sembrava insomma verso un primato quasi solitario e poi mi perde in casa con la Real Belpassese. Sì, dopo 2 vittorie consecutive è arrivato questo stop inatteso in casa contro Real Belpassese che ha favorito, come hai detto tu, i messinesi del Santa Teresa, che vincendo il derby sul campo di un Giardini Naxos ormai sempre più ultimo hanno effettuato il sorpasso. Inoltre il Randazzo è stato anche agganciato da un'altra compagine messinese, Infatti, ovvero lo Sporting Taormina, che ha travolto con una cinquina il Lineri Mister Bianco. c'è una sconfitta anche pesante del Bronte. Sì, Bronte sconfitto a Pedara e rimane così nella bassa classifica e viene superato proprio dall'Atletico Pedara. Chi invece sta andando molto male è l'Inessa, che è giusto fare una precisazione. Noi chiamiamo Inessa perché è questa la denominazione che risulta alla Lega, ma in realtà la squadra gioca a Giarre e dall'anno prossimo cambierà appunto denominazione a Ingiarre Calcio dopo il fallimento della vecchia società in estate. E sappiamo tutti che il Giarre insomma è una piazza troppo importante per non avere neanche una squadra in prima categoria. Sicuramente. Perfetto. Allora adesso subito il girone che riguarda i nostri amici ospiti del San Giorgio, il girone F con i risultati e la classifica. A Mineo Brucoli Augusta 1-1, a Paternò Real Paternò Massimiliana 1-2, a Mascalucia San Giorgio Atletico Militello 0-1, a Catania San Pio X Castel di Iudica 1-0, a Catena Nuova Sporting Catena Nuova batte Condor 3-1, a Siracusa Sporting Priolo Sporting Barriera 2-1, a Valverde Città di Mascalucia 0-1. Bene, questa è la situazione per quanto riguarda questo girone. Subito la classifica dove il San Pio si conferma in vetta. San Pio X 17 punti, Città di Mascalucia 15, Sporting Priolo 14 punti, Valverde 13, San Giorgio 13, Sporting Barriera, Brucoli, Augusta e Atletico Militello 10, Castel di Iudica 8 punti, Sporting Catena Nuova 7, Mineo 4, Real Paternò 1 punto e ultimo in classifica col Real Paternò Condor 1 punto. Oh bene, quindi la San Pio vola in testa in questo girone. Luca, io penso che comunque sia una squadra molto quadrata e che ha buone chance di vincerlo quest'anno, sì, questo campionato. La San Pio già è andata vicina alla promozione l'anno scorso. Quest'anno non vuole proprio lasciare nulla al caso e il campionato vuole vincerlo e si è subito instaurata in testa alla classifica. Anche se però devo dire che insomma sì, seguire la concorrenza è agguerrita. Il Mascalucia dopo 2 sconfitte Mister consecutive Campanella sta facendo un buon lavoro. Si è ripreso con un'importante vittoria nel derby a Valverde. Ma vediamo che ci sono anche altre squadre molto buone come lo Sporting Priolo, che ha battuto lo Sporting Barriera, che veniva da un momento d'oro dove aveva segnato ben 12 reti nelle ultime 2 partite, invece oggi è uscito sconfitto. Però valuta che ha perso a Priolo, che è comunque sì, un campo molto ostico. difficile. Qui mi confermano quelli del San Giorgio, è un campo difficile Priolo perché ha una tradizione, è un campo dove veramente molti ci lasciano le penne, dico bene. Matteo Crimi, oggi com'è andata questa partita? Guardando il risultato è andata male. È andata male perché insomma si è perso.
Non solo il risultato, purtroppo oggi non abbiamo fornito una prestazione Però all'altezza. voi venivate da una buona serie. Noi 5 risultati utili consecutivi. E quindi insomma eravate abbastanza determinati. Eravamo lanciati, purtroppo una sconfitta che fa male, sia dal punto di vista della classifica, sia dal punto di vista... Però è anche vero che insomma siamo ancora all'inizio, abbiamo... quindi non bisogna drammatizzare. Assolutamente no. Il mister è d'accordo, il mister in seconda perché il mister in prima, Orazio Pagliaro oggi non è potuto venire, però fa come Mourinho che poi manda il suo vice. No. Scherziamo, ci mancherebbe. Mi conferma questo fatto che oggi è stata una giornata storta. Gli avversari non hanno rubato niente, questo è da sottolineare. Mi piace la sportività. Hanno giocato anche loro. Noi abbiamo peccato un po' di presunzione, perché siamo scesi in campo e che diciamo che avevamo i 3 punti facili. Invece, come si giocavate vede, in casa, esatto. serie positiva, 5 il Militello che si è riorganizzato dopo una partenza abbastanza disastrata. E poi diciamo che il Militello è stata sempre la nostra bestia nera. Ah, ho capito, quindi giustamente capita proprio a fagiolo la sconfitta anche di esatto, oggi, no? In questo senso. Però siamo lì e ce la giochiamo. Questo lo dobbiamo Guardando la classifica, effettivamente siete ancora nella zona playoff, il campionato, come abbiamo detto poc'anzi, è abbastanza lungo, poi a dicembre ci sono molte squadre che mollano oppure alcuni che si organizzano per riguadagnare punti. È anche questo, infatti. che non si sa mai dopo Natale che succede. E voi invece siete già organizzati oppure Sì, farete sì. anche voi campagna acquisti a dicembre? No, noi già l'abbiamo chiusa, abbiamo i nostri 24 più i 6 juniores. Cerchiamo di portare avanti sempre questo progetto dei juniores. Tra l'altro voi come società insomma, avete questo trend di crescita considerevole di anno dopo anno. Noi in 5 anni abbiamo fatto 3 promozioni e 2 salvezze. E quindi insomma state lavorando bene. Sì. State lavorando Cerchiamo bene. di portare un progetto che poi in futuro vediamo se ci riusciamo. Io credo che costruire i progetti fa bene. Tra l'altro voi venite da un quartiere, non dico a rischio, però un quartiere di cui se ne parla molto e quindi chiaramente aiutare i ragazzini per la scuola calcio e quindi inserirli in un ambiente calcistico sano fa sempre bene. Fa sempre bene, esatto. Problemi di campo, mister? Abbastanza. Quello è un problema di tutti. Sì. Voi dove vi allenate? Noi ci alleniamo a Zelisa e giochiamo a Mascalucia. Vi allenate si fa per dire, nel senso che avete i ritagli di tempo che vi danno le amministrazioni, Sì. no? Quindi siete sempre come al solito costretti con l'orologio a lavorare, un'ora e 30, che poi non è mai un'ora e 30, ma un'ora e 20. E di cui i ragazzi fanno degli sforzi enormi. Immagino. Manca l'acqua calda. Questo è un problema che purtroppo non ci andiamo, confermano infatti, tutti. non andiamo oltre. Che dobbiamo fare? Pazienza. Però noi non molleremo. Voi non mollate perché Mai. anche con tutte queste difficoltà siete riusciti comunque ad avere successi di campionati e mantenere la Il nostro categoria. motto è non mollare mai, andare sempre avanti e aiutare di più loro, i ragazzi. È giusto. Matteo, squadra che comunque ha dimostrato anche sul campo quest'anno che con il cambio dell'allenatore le cose non sono variate, no? Cioè, continuate ad avere un buon successo, giocate un buon calcio, mi dicono, non vi ho visto, sono molto onesto, però mi hanno detto che siete una buona espressione del calcio dilettantistico. Io la ringrazio per questo, diciamo, questo gruppo è 5 anni, questo gruppo di ragazzi che gioca assieme, c'è qualche nuovo arrivo, però la maggior parte, il gruppo è quello, quindi ci conosciamo bene e cerchiamo di esprimerci al meglio. A volte ci si riesce, a volte meno, però questo è il calcio. Potrebbe essere la squadra da battere in questo giorno? Mi confermate San Pio? Secondo me sì. Anche se però il città di Mascalucia, come diceva appunto anche Luca, è lì. Se mi permette, questo qua è un campionato estremamente equilibrato. Secondo me si può perdere e vincere con qualsiasi squadra, nessuna partita è scontata, quindi alla lunga si vedrà un pochino. Allora, obiettivo deciso, playoff. Facendo Lo possiamo dire anche a penalty. Facendo gli scongiuri del caso. Io sono dell'idea che se continuate a lavorare come avete fatto adesso, i risultati arrivano, perché il lavoro paga sempre, lo dicevo Questo sempre e penso che anche lei abbastanza. mi può confermare questa cosa. Allora vi auguriamo un buon proseguo di campionato, chiaramente vi aspettiamo anche nelle prossime puntate di penalty, magari con qualche altro risultato importante. Speriamo. Non venite più quando perdete però, perché sennò vi vedo un po' amareggiati. Però è il bello che uno gli mette anche la faccia. Certo. È sportivo, il Noi siamo mister tutti è molto sportivi. volgare, mi fa piacere questa cosa. Siamo così.
Noi giochiamo per divertirci. Benissimo, salutiamo chiaramente tutta la dirigenza e un in bocca al lupo per il proseguo di campionato e prossimamente di nuovo qui a Penalty, magari dopo una bella vittoria fuori casa. Perché no? Grazie a ai voi, nostri amici del grazie, San buonasera. Giorgio, ovvero il mister in seconda Giovanni Cantone, nonché il giocatore Matteo Crimi. Grazie a voi. Grazie a voi, buonasera. Rush finale per quanto riguarda l'appuntamento domenicale di Penalty, l'appuntamento con il calcio dilettantistico della domenica siciliana sportiva, con il calcio un po' più leggero, quello dedicato alla seconda categoria. Adesso abbiamo cambiato la nostra nuova penaltina, la terza, perché noi ne abbiamo 3 di vallette, ci allarghiamo. Giada, buongiorno. Buonasera Giada, a tutti. tutto a posto? Tutto a posto. Benissimo, tra poco conosceremo tramite Giada i risultati del campionato di seconda categoria, ma vado subito a presentare l'ultimo ospite della giornata, ovvero mister Aldo Musumeci. Buonasera Ettore, buonasera a tutti. Buonasera, mister di una squadra allievi regionali, Sì. perché ogni tanto è giusto parlare anche del settore giovanile, che è un settore che va seguito con molta attenzione, perché sono i ragazzi prossimi che dovranno in un certo senso magari, che so, calcare i campi importanti di categorie superiori, no? Assolutamente, poi la Pirandello è una società storica, infatti. catanese che ha Come è vinto andata tutta- questa settimana? Abbiamo vinto 2-0 con i giovani se Leoni. sapevo venivo a vedervi. Non dubito. Abbiamo qui invece di ritorno il nostro Dario Giuffrida, che come al solito ci farà adesso poi il punto per quanto due riguarda gironi. il campionato di seconda categoria, Senz'altro. che è stato un campionato, quello di oggi, un po' particolare. Sono delle giornate che hanno, è una giornata che ha un po' rivoluzionato, accorciato le classifiche. Benissimo, allora a questo punto le leggiamo subito, poi riparliamo anche insieme a mister Musumeci. Sei pronta? Pronta. Benissimo, allora il campionato di seconda categoria, risultati e classifiche del girone G. Ad Aci Bonaccorsi batte Belpassese 2-1. A Tremestieri Canalicchio Val Guarnerese 2-4. Al comune di Acireale Libertas Aci Real Adrano 0-1. A Pisano batte Tremestieri Etneo 2-0. A Centuripe Real Centuripe Milo 1-1. A Belpasso Real Pianotavola batte Real Aci 3-2. Bene, questo è quanto riguarda i risultati della quinta giornata. Diamo subito lettura anche della classifica. Abbiamo Giada che oggi è preparatissima. In testa alla classifica Milo con 13 punti, segue Val Guarnerese 11, Belpassese 10, Aci Bonaccorsi e Canalicchio a 9, Pisano 8, Real Adrano 7, Real Centuripe 5 e ancora Real Pianotavola e Real Aci 4, Tremestieri 3, chiude la Libertas Aci a 0. Benissimo, grazie Giada. Questo Milo neopromosso in seconda categoria, insomma, sta sorprendendo tutti. Esatto Ettore, perché è una neopromossa che però sta andando benissimo nelle prime 5 giornate, 4 vittorie e il pareggio tra l'altro in trasferta a Centuripe. Campo è un difficile, un campo difficile. Sono campi ostici, molto le trasferte difficili. contano davvero qua infatti. nella seconda categoria. È un Milo che si è anche potenziato con l'acquisto di Antonucci, che è un bomber non di storico, seconda, prima categoria, ma di categorie superiori, ma è un turno anche che vede lo stop della Belpassese. Erano le 2 di testa, la Belpassese ha ceduto all'Aci Bonaccorsi e cade invece ancora il Tremestieri con il presidente Laudani, che appunto qualche minuto fa ha comunicato che in settimana ci saranno dei risvolti, dei cambiamenti, perché salta il mister. potrebbe essere, la classifica è deficitaria. Singolare invece il caso del... soltanto la quinta giornata, ecco. Però c'è fretta di risultati anche nella seconda categoria, sai bene che sono perché quelli poi dopo che è difficile recuperare, no? Perché sì, i distacchi quando sono esagerati si rischia poi di per avere adesso la classifica ovviamente è ancora corta, però è il momento giusto per poter fare dei cambiamenti. Volevo dire, singolare il caso del Real Adrano, che ha vinto ad Acireale, è una squadra che va fortissimo in trasferta, dove ha fatto i suoi 7 punti, nelle 2 partite in casa invece 0 punti ancora a secco. Strano, molto strano. Proseguiamo adesso, andiamo subito con l'altro girone, in modo che così completiamo il quadro della seconda categoria. Adesso è il momento del girone H. A Catania, Aquila Montesserra d'Agada 3-3, Librino Vizzini 1-2. Ad Augusta Megara batte Liotru 1-0, a Catania Picanello Carlentini 1-5, a Raddusa Atletico Francofonte 0-0, a Sortino Sortino batte Junior Ramacca 3-1.
Bene, e anche in questo caso devo dire che è un girone un po' incerto, no? Ancora non si sono insomma, delineati i giochi, per cui è ancora tutto aperto. È ancora tutto aperto, ma anche qui nel girone H la capolista, l'Atletico Francofonte, è stata stoppata sullo 0-0 e invece è stata una vera e propria battaglia, il derby tra il D'Agata e l'Aquila Monteserra, un 3-3 che ha visto vari capovolgimenti di fronte, quindi anche una partita molto il D'Agata neopromosso. D'Agata neopromosso, che già subito sugli scudi, vedendo anche la classifica, sta riuscendo a come dire, procedere dignitosamente, più che dignitosamente. Da segnalare invece il pesante passivo che il Picanello ha registrato in casa col Carlentini, 5-1, un risultato che ammette veramente poche repliche. E poi anche il Megara Augusta. Erano primi in classifica la scorsa settimana. Erano a ridosso. Mister Barbagallo, cosa mi combini? Erano a ridosso delle prime posizioni, purtroppo è arrivato uno stop pesantissimo che poi ha accorciato, come possiamo vedere, tutto il resto della classifica. E anche, la vittoria anche del Megara. E anche il Megara Augusta, appunto, che si parla di calcio a 5, ma anche il calcio a 11 di seconda categoria. Il Megara sta cercando di tenere alto lo stendardo della città di Augusta, è riuscita a vincere. Salutiamo tutta la dirigenza del Megara Augusta, grandi estimatori del calcio che conta. Allora, mister, questo settore giovanile, non mi dire che c'ha sempre i soliti problemi dei campi. No, non parliamo di questo problema, anche perché ragazzi poi alla fine anche senza doccia insomma si allenano lo stesso. Dico assolutamente, bene, no? Assolutamente. Il campionato allievi regionale è un campionato abbastanza impegnativo, intanto perché è lunghissimo, molte squadre, andate e ritorno, poi si fanno i playoff, quindi insomma si lavora tantissimo anche durante il corso della settimana. Sì, assolutamente è un campionato impegnativo, difficile. Poi devo dire che il nostro girone è particolarmente difficile perché concentra tutte le squadre che storicamente sono molto quotate, San Pio, Pantanelli. Beh, la Pirandello che tu rappresenti in questa occasione è comunque una società di grande Sì, è una delle poche società a Catania che è riuscita a vincere il titolo regionale, che salutiamo, il presidentissimo, lo salutiamo. E comunque la società dopo anni un po' di difficoltà sta cercando di rilanciarsi, ritrovarsi e quindi noi ci stiamo provando, stiamo andando discretamente bene. Voi siete in un girone dove ci sono anche squadre siracusane, se non sbaglio, no? Sì, tra l'altro ci sono due squadre professioniste che sono il Siracusa e il Catania. Che non fanno classifica. Che non fanno classifica assolutamente. Però vi danno modo anche di sperimentare anche con realtà più importanti anche la vostra mentalità di dilettanti puri, no? Sì, assolutamente, anche perché confrontarsi con squadre come il Catania, che l'anno scorso è andato a fare a Manchester le finali, il gruppo dei 95 contro cui noi ci confrontiamo, 96 scusate, o il Siracusa stesso, sono due grosse realtà pronte già per i nazionali assolutamente. Attualmente il vostro girone, quello che vi riguarda in modo particolare, dacci una news, cioè chi è in testa? Noi non vi seguiamo, ma vi seguiamo così marginalmente. Non so i risultati ancora, ad oggi la San Pio era in testa anche se aveva lo scontro diretto con la Meridiana. Quindi la San Pio è prima in classifica nel campionato di prima categoria e anche nel settore giovanile. Allievi regionali, ma storicamente la San Pio è una società è storica perché hanno sempre grandissimi risultati e vengono fuori molti talenti. Sì. E sui talenti io a questo punto ti faccio la domanda, tu che sei un mister del settore giovanile, ma questi talenti attualmente a Catania ci stanno? Qualche nome fallo, così in modo che così anche gli operatori possono prendere appunti. Escludendo ovviamente quelli del settore giovanile del Catania che già sono in una società. Beh, certo, chiaro, è logico. Sicuramente. Dico, in queste giornate i giocatori che mi hanno colpito sono Scapellato, un 96 del Siracusa che è di Catania, che è già aggregato alla Berretti, del Siracusa sempre, Zanghi che è un grossissimo giocatore che ho avuto modo di vedere, e poi se posso permettermi due giocatori miei che vorrei segnalare perché sono veramente interessanti. Giochi in casa, puoi farlo? Sì, assolutamente, il portiere Vittorio che è un portiere assolutamente fuori categoria e Marco Neri, il centrale dietro, che è da grande sicurezza. Questi secondo me sono giocatori di prospettiva. Benissimo, ti interrompo e poi magari concludiamo e ci congediamo con i nostri amici a casa, perché giustamente la mia Valletta, la mia penaltina mi dice guarda che non ho letto ancora la classifica del girone H, e allora lo facciamo subito, ci scusiamo con gli sportivi che sono quelli che seguono questo girone H. A te nel frattempo ci hanno raggiunto anche le altre ragazze. Allora, girone H. In testa con 13 punti Atletico Francofonte, segue Picanello 12, Carlentini 10, Megara 9, D'Agata 8, Vizzini 7, Junior Ramacca e Sortino 6, Liotru 5, Aquila Monteserra e Raddusa 4 e per chiudere Librino con 3. Insomma sono
insomma sono attorniato tante belle ragazze, sono molto contento perché insomma con le ragazze possiamo veramente divertirci tantissimo, perché qui è una redazione che si diverte oltre a lavorare. Chiudiamo con Aldo Musumeci, quindi nomi, ce li hai dati. Sì. A questo punto cosa c'è? L'obiettivo di questa squadra che alleni, gli allievi regionali della Pirandello? Il desiderio è quello di fare bene, poi speriamo sicuramente di arrivare nei playoff, anche se sulla carta ci sono squadre più quotate, ma l'importante è quello che dà soddisfazione e dare la possibilità ai ragazzi comunque di arrivare a squadre professioniste, e quindi questo è l'obiettivo che noi ci prefiggiamo assolutamente. Benissimo, Aldo, noi ti auguriamo un in bocca al lupo per la stagione. Grazie. E io ti prometto che molto presto vogliamo ospitare anche i ragazzi qui a Penalty, così insomma hanno modo anche di vedere anche insomma il calcio dilettantistico, non soltanto il calcio giovanile, ok? Grazie per la tua partecipazione. Grazie. Mentre con Dario, che dire, questo campionato di seconda categoria la settimana prossima secondo me ci può riservare ulteriori riserve. Tantissime altre novità, perché di giornata in giornata emerge la squadra della settimana e il flop della settimana. Benissimo, allora a dimostrazione che la seconda categoria è proprio dilettantistica e quindi può succedere di tutto. È divertente proprio per quello. Benissimo. Come avete ben visto, io sono attorniato dalle nostre 3 ragazze, abbiamo qui Lorena, Giada e Manuela che si congedono da voi, insieme naturalmente a tutta la redazione di Penalty. Come al solito un ringraziamento particolare va a Daniele Gambino della Gioia Production per quanto riguarda la nostra schermata video dei risultati e delle classifiche, la scenografia come al solito curata dal nostro Salvo Campo. Ringraziamo Dario Giuffrida, ringraziamo anche Luca ed Alessio che sono stati presenti oggi qui all'interno della nostra trasmissione, ringraziamo chiaramente anche Gianluca Barbagallo che oggi non è stato presente, però attraverso il servizio dedicato ai campioni di Penalty con Roberto Baggio è stato comunque sicuramente insieme a voi artefice di questo programma che ritornerà la settimana prossima, vi ricordo ancora una volta non più alle 19:30 ma alle 19:15 sino alle ore 20:30. Penalty si congeda da voi e vi diamo appuntamento a fra 7 giorni, sempre qui su Sesta Rete. Arrivederci a tutti. Piove o c'è sole, un rigore sbagliato non fa un giocatore. Piove o c'è sole, chi ama la vita lì sul campo è migliore. Piove o c'è sole, il pallone è il tuo vero amico, la tua vita